Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Ciao, siamo qui con Ferruccio. Io sono Giusy Zenere, in arte Giusy Zenere, e Ferruccio mi deve intervistare. Allora, siamo con Giusy, parlaci dell'inizio della tua attività. All'inizio della mia attività io facevo l'animatrice turistica nei villaggi in giro per il mondo, poi a un certo punto nel 95 ho fatto un corso di dizione e presentazione con il grande Marco Predolin, incredibile, senza baffolo, se l'era tagliato per l'occasione, e hanno trovato questa mia vena comica e mi hanno detto: perché invece di fare la presentatrice non ti butti sulla comicità? E lì ho provato con La Sai l'ultima nel fine 95, settembre 95, ho vinto l'edizione all'inizio del 96 e da lì è cominciata la mia carriera di sparacavolate, che finché pagano va bene. E qual è la cosa che ti porti dentro più volentieri di quell'esperienza? Beh, come hai visto stasera, la gioia della gente, la risata spontanea, magari non quella comandata della televisione, ma quella spontanea del teatro, della piazza, del locale, tanto c'è tanta voglia di ridere in Italia. Hai lavorato con delle persone molto importanti, molto conosciute. Dici qualcosa su ciascuno di questi, qualcosa che noi non sappiamo. Un Scotti potrei definirlo istintivo. Cioè lui lavora a braccio, è così spontaneo come lo vedete. Pippo Franco invece è molto più puntiglioso, ha una maniera diversa di lavorare e vuole conoscere anche magari qualcosa di te, e tirarti fuori magari delle cose più intime. È bravo, mi sono trovata molto bene anche con lui, sai, proprio da cabarettista a cabarettista. Poi è stato il grande Sabani, era una persona veramente meravigliosa. Qual è l'obiettivo principale della tua comicità? Sei anche molto autoironica. Direi che bisogna partire dall'autoironia, prima magari di permettersi di fare una critica o di prendere in giro qualcuno del pubblico, è meglio partire sempre dall'autoironia, secondo me, poi ognuno lavora. E sì, io racconto molte cose successe davvero, pur non allontanandomi talvolta dal bestseller che possono essere sia di Bramieri che del grande Walter Chiari. Qual è secondo te il ruolo del comico nella nostra società contemporanea? Sdrammatizzare e cercare pur prendendo notizie tante volte inquietanti o poco belle, adesso c'è una disgrazia dietro l'altra, noi riusciamo a scherzare anche su questo tipo di cose. Insomma, nella vita bisogna avere ironia. Infatti credo che in televisione adesso siamo tempestati da comici o da programmi comici, perché comunque è l'unica maniera per ridere e non pensare a tutti i problemi. C'è stato ad esempio, ti prendo ad esempio, anni fa ho preso un premio critica per una battuta in un festival nazionale del cabaret in rosa, vuol dire solo donne, per la città di Ferrara, e la battuta c'era la guerra del Kosovo e i kosovari avevano tirato giù l'unico aereo americano invisibile, lo Gstad, te lo ricordi? Beh, è stato mio marito Gino che ha dato la dritta, perché non è che hanno fatto tanto per far venire giù l'aereo, hanno disegnato i cavi della funivia per terra, è venuto giù da solo. Pensa a te stessa per un attimo, pensaci. Dimmi una cosa a cui assolutamente non rinunceresti di te e una cosa che invece vorresti cambiare. Non rinuncerei mai a girare l'Italia per far ridere la gente, neanche a 80 anni. E rinuncerei subito. No, non c'è qualcosa da rinunciare, magari c'è qualcosa da trattenersi. Ecco, tante volte bisogna guardare la gente prima di parlare.
avere rispetto della gente. Questa tua caratterizzazione veneta te la giochi bene. Sì, rimane in Veneto però, mi spiace dirlo, ma quando già arrivi a Ferrara rimane l'accento, ma la parola veneta viene tolta. Pianura news, siete in pianura? Guardateci, www. Giusy Zenere vi ricorda che ridere fa bene al corpo e all'anima. Ciao.